Bella ragazzi, a tutti il comandone veneziano, siamo qui su PES 21 con la patch del 98-99, una patch stupenda. La proviamo però prima in modalità Champions League. Siamo con la Dinamo Kiev di Shevchenko, Rebrov, Kaladze, Yusin, Shavkovsky, Luzhny, Olovko, tanti altri. E niente, questa diciamo, io vorrei portare questa patch per lo zoccolo duro, quindi andiamo e vediamo. Next match. Panathinaikos, ho dovuto, chiaramente i gironi sono dall'A all'H, mentre in realtà dall'A all'F, quindi ho aggiunto 2 gironi chiaramente. Panathinaikos, Dinamo di Kiev. E si gode ragazzi. Questa patch tanta roba. La serie è fatta benissimo. L'unica cosa, non c'è Recoba, hanno messo il database diciamo di agosto comunque dell'estate, mentre Recoba al Venezia è fondamentale nell'ecosistema cumendiano. Eccolo qua, siamo in UEFA Champions League 1998-99, l'ultima stagione di Sheva alla Dinamo Kiev prima di andare al Milan. C'è messo anche il Milan ovviamente nei 2 gironi diciamo in più, e vediamo. Non sono riuscito a settare col Seeder la canzoncina della Champions. Vediamo, se no dopo mi metto un attimo con calma. La calazza. No, mi sembra di no. Vabbè, mi sistemo con calma, pazienza. Intanto andiamo e si parte ragazzi. Comunque c'è la canzoncina. Non sistemare anche il Seeder forse. Non provo a capire come fare questa partita qua. Facciamo 3 partite del girone oggi. Campo un po' così, quello del Panathinaikos. Squadra che ha raggiunto anche le semifinali, anche vinto una Champions, ma una Coppa dei Campioni. In realtà ha fatto la finale con la Express, se non erro, e ha perso in semifinale con l'Ajax. Ecco, scusate ragazzi, sono un attimo imbambito. Attenzione Sheva. Bello, le punizioni non sono per il mio forte. Vediamo che questa stagione è arrivata in semifinale, sconfitta solo dal Bayern Monaco. Attenzione Andri ci prova, ma viene fermato dal difensore del Panathinaikos. Mikland. Basinas grande, Basinas. Mikhailichenko, Sergei Rebrov, giocatore molto forte. Bravo Reb. Mikhailichenko. Andri, ti prego, non è fuori gioco. Andri, non ci credo, parata del portiere. This trouble. Io mi sento un bambino strubble. Scusate ragazzi, non ti ripare. Mikhailichenko per Yusin. Andri col numero 10. Belkevich, il Belke, calcio d'angolo. Lobanovsky gasato, una buona dinamo in questo primo tempo. Attenzione. Luzhny. Telefonato, ma la prende ancora. Il giocatore della Dinamo, Rebrov. Non ci credo. Però l'errore di Sheva è clamoroso, porca miseria. Buono. Olovko. Io non pronuncio di madrelingua, attenzione. Andri si invola, no, purtroppo no. Basinas. Recuperano. Attenzione, Andri. Sheva per Kozowski. Ballo non fischiato, però dai. Per cortesia.
Scusate un attimo. Non viene fuori, cazzo. Ma Andrei prova a lanciare Rebrov, bellissima, una coppia mostruosa, quella della Dinamo di queste stagioni. Ancora bello per Rebrov, la mette in mezzo di testa, mamma mia, sfiora il gol la Dinamo, peccato. Nikopolidis, comunque Panathinaikos, buona squadra, veramente in calo. Andrea, vento di passione, Sheva, Kozowski, Mikhailichenko. No, questo è un errore grave. Attenzione, Veljković. Oh no, classico Fukaf, signori, classico Fukaf, ma ancora la Dinamo che sta dominando. Yusin, ancora il portiere del Panathinaikos che recupera. Tested the keeper. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Di testa la Dinamo, ancora il portiere. Nikopolidis e show, ragazzi. Non riusciamo a sfondare. Attenzione, cagata quadra difesa della Dinamo. No, la prima occasione però, bravissimo. Grande recupero. Finisce la prima frazione 0-0. Qui in Grecia. Partita non semplice. Seconda parte. Vai. Stadio sempre difficile giocare in Grecia. Sheva, Mikhailichenko per Rebrov. Rebrov lancia, peccato. Basinas ma recupera ancora la Dinamo, deve segnare adesso però. Sheva. Shevchenko, mamma mia, fuori di niente del campioncino ucraino. Sembra forte questo giocatore, staremo a vedere. Che sfigo. Sciockowski. Cosa fa Sciockowski? Ma recupera attenzione, il parte vuota e gol! Incredibile gol della Dinamo! 1-0 Dinamo! Kozowski! Il portiere esce troppo. Insomma, qua Sciockowski fa un lancio all'Andrea Pirlo. Sbaglia il rinvio da fuori e Kozowski da fuori, missile terra-aria. Un grandissimo gol della Dinamo di Kiev. 1-0. E sì. Grande gol della Dynamo. Sheva, Rebrov, scusate, per Andrei ci prova ancora. Shevchenko! Nikopolidis riesce a bloccare la sfera. Siamo al 56esimo. Andrei molto bene, il talento ucraino. Sheva. Numeraccio di Andrei, la passa a Veljković. Bel fraseggio qua, bei passaggi della Dynamo. Perché non è Dinamo ma Dynamo. Qua recupera Coca-Cola recupera. Olovko. Yusin. Veljković, stiamo giocando benissimo. Mikhailichenko, Shevchenko, ancora. Mamma mia. Per il momento l'asso ucraino. Tante occasioni, ma tante mangiate. Veramente non siamo nel prime di Andrei, però. Dammi a segnare, cacchio, non si sa mai qua. Borelli per Basinas.
Ancora Andrei, Dinamo comunque sta giocando bene, meritiamo sicuramente qualche gol in più. No, se Coca-Cola, ma recupera Luzzi. Mika Ilicenko, vede Sergei Rebrov. Rebrov ancora per Mika. Belkevic, prova il missile. Partita a senso unico. Ancora la Dinamo, calcio bailado, però siamo solo 1-0. Siamo 73 esecuzione, no, ecco, mamma mia. Shavkovsky ha fatto un assist, ragazzi, sì, quasi assist. Andri spondona per Rebrov. Ancora Iusi in partitona. Attenzione Rebrov, vedi Andri. Sheva è ancora parata, incredibile. Conte si spende tra Nicopolidis e Andri. Pazzesco. Che atmosfera qui in Greece. Di testa qualcuno? Oh, brutto. Allora, vediamo come siamo messi. Siamo tutti messi bene. Kozlowski, però Radchenko. Vai. Cambi. Aiuto. Dai che bisogna portarla a casa qui in Greece. Attenzione Rebrov per Andrei per Rebrov per Belkevic. Attenzione la Dinamo. Guardate la Dinamo. Non ci credo, non entra. Meno male che sono riusciti a fare un gol. Luzzi. Ancora Nicopolidis. Kaczewski, scusate per le pronunce, Luzzi. Mette mezzo bene. Belkevic, ancora Belkevic, molto bene. Fuori gioco di Rebrov. Offside. 1000 occasioni a 0. Siamo solo 1-0. Andri per Rebrov. Rebrov ancora per Andri. Dai, Andri stavolta non può sbagliarla. Boom. Andri. Shevchenko. 2-0. Punisce il talento corretto. In silenzio. Ci prendiamo già. Vediamo proprio una bella. Anche bello però. Vediamo di prendere bene. Questo qua ci sta proprio. Perfetto. 2-0, segna anche Sheva. Partita veramente tranquillissima, adesso se la stiamo godendo a cannone, Belkevic. Drives it forward, well positioned to make that interception. Gets it upfield to a minimum of 4 minutes additional time. Grande Yuji. Ancora lancio, voglio quel gol di Rebrov, vediamo, però non capisco ormai. Attenzione, mamma mia Sergei, peccato. Finisce qua. Partita dominata dal primo all'ultimo minuto. E si gode del canone. Bravi ragazzi, Sheva MVP. Ma ci mancherebbe anche altro. Vediamo la classifica. Arsenal e Dinamo in testa. Lens, Racing Club de Lens e Panathinaikos a 4-0. Vai raga, siamo all'Olimpia Schi di Kiev.
Collina, ragazzi. Pierluigi Collina. Per la bella vittoria col Panathinaikos. Dobbiamo continuare così. C'è tensione, Beppe. C'è tensione. We are in the port city of Porto, and this unmistakably the Estadio do Dragão. Blue, certainly the color. Non capisco perché non sento la musica, porca miseria. Vabbè. So having won on opening Vai. day, it's eyes forward on the missions that remain. Well, Peter, there's a very good chance they can plow on after what was a good Attenzione, start. Belkiewicz subito. They have a wobble along the La way. Dinamo vuole subito dimostrare che non è stato un caso la vittoria in Grecia. And I think they can rely on that. So my advice would be keep aiming high. Why not opt for some swagger in parts at least? I think they're capable of it. Calazze va un fiato. Has already started. Dopo vediamo anche una partita di Serie A per le sovraimpressioni. Varela out towards the flank. Smicer, Some brilliant interception. Belkiewicz, Mikhailichenko. Get it forward quickly. Rimessa per il Racing Club di Lens. Che bello, il Racing Club di Lens. Ovviamente è una patch non gratuita, questa è la versione 1, mancano ancora tante cose, però intanto è già fatta molto bene. It's been a rather gentle affair so far. Occhio. Oh, sweet beat. No efforts on target is acceptable if levels of enthusiasm and energy are good, and they're not. Ragazzi, sto Lens, squadra fastidiosa, che ci ritroveremo anni dopo nel primo girone del Milan della Champions del 2002-2003, ma questa è un'altra storia. Rebrov. And the counter is Rebrov per Belkiewicz, vai Belke, vai Belke, vai Belke. Il Belke si invola. oh, what a ball! Oh, brutto stop qua di Andri. Ma è rimessa nostra. È rimessa per gli uomini di Lobanowski. Bello. Vai Yusin. Yusin, chef! Mamma mia. Prestazione sublime. Prestazione sublime. Wanted to make the keeper work though. Yusin. Hoists it forward. Laid back in. Occhio, bravissimo. Vai Yusin. Con calma ragazzi, le possibilità sono tantissime, quindi stiamo tranquilli. Dalmat, grande Dalmat. Played forward. Moreira, l'uomo che ha segnato l'andata. Forse che al ritorno, mi pare. L'andata sicuro. Nel 2-1 tra Milan e Racing Club di Lens. Bello, un passaggio a dir poco afrodisiaco. Mikhailichenko, errore. Over to the left. Whistle's gone, that's a foul. Erroraccio qua del Lens. Recupera Luzny. Good work on the right flank. Buono per Mikhailichenko. Rebrov, sceva per Rebrov, recupera però la difesa francese. Dai però sveglia. If anyone is going to break the deadlock, now would be a good time. Foe. Varela. Good take and he's... No! Gol del Lens, incredibile. Al primo tiro Varela. Comunque Foe è forse quello che è mancato nella... Cusp of half-time. che è morto nella Coppa... nella Confederation Cup, forse. Il gol del Lens, incredibile. Is stunning, just too hot to handle. Is it just me or did he make that look Non me l'aspettavo sto gol. terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb. Bravo Sheva, Belkiewicz. Well, just listen to the reaction. Sheva prova la sponda. From the support.
Che gol che ho preso. Mikhailichenko. Gorgeous control there. Vai Mick. Niente. That's a good block, but at the expense of a corner. This possibly the last. Dai Luzzi, dai. Yusin, non ci credo. Really close shave. Ma dai, un tiro, un gol subito praticamente. Thrilling culmination to the first period, but despite all of that, the two sides still separated by a single goal. Not the most convincing displays. They could certainly do much better than this. But what the key thing is to build up their confidence, not rush into mistakes. Dai che poi nemmeno pareggio, cacchio. Rebrov. Andrei, bravo. Yusin lancia Sheva. Velocissimo, velocissimo. La freccia ucraina. Parata del portiere. Angolo proprio bellissimo. Recupera Kozowski. No, dai, però, no, sti passaggi. Yusin. Mikhailichenko. Bravo Kozowski. Sheva. Rebrov! Sergej Rebrov! La pareggia la Dinamo al 54esimo. Grandissimo Rebrov. Gol strepitoso. Azione corale meravigliosa degli uomini di Lobanovskyi. E si gode, dai. In the corner, he knew instinctively who was where and didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. It's a cracking goal. It's a cracking goal. And that has added a whole E ancora new Luzny. complexity to the E game. andiamo a vincerla adesso. It's absorbing and it's hugely entertaining. Every Attenzione single Belkevich, play Belkevich, Belkevich. Andri non ci arriva. knocks it away. Forward it goes. Varela Bella. brings it back. Yusin. Adesso il dominio Dinamo. Ah, qua un po' troppo precipitoso. Lakor. Bell'uomo Lakor. Grande Lakor. Takes it upfield. Kakaver Kalaz. Tries to get it forward quickly. Andri. Play on the left. Andri si invola. Prova il cross per Rebrov di niente. Spara Warmuz. Sicora. Varela Varela. get the better of his opposite number. Bravo Mikhailichenko. Molto godo. Step forward. Rebrov, Sheva. Sheva, Rebrov. Che attacco che è la Dinamo. Andri! Andri! E solo due. E solo due. It was coming. They have their reward. Doppietta di Sheva. Well, when the game's played like that, it's made to look very simple. You know, I love watching football like this. Easy, effective. Ma che azione, Fioi. Thanks very much. Vediamo qual è più bella. Anche questo. Tanta roba sto tiro, eh. Vediamo. Questa forse è più bella. Vediamo. Che Dinamo, raga. Now, how will things develop from here? Yeah, for me, this team Sì, ma Rebrov e Sheva sono due mostri, però, eh. Beh, d'altronde. need to dig in. Anni d'oro questi per la Dinamo. Varela. Varela. Attenzione. Very good, They're actually niente. displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they could still have a say. Varela. No, c'ho bello questo però, attenzione, Lens. Questa è un po' bruttina, bravo però. No! No, che dormi...
Non ci credo. Che dormita ancora Varelas. Dormita quadra di fe. 2 tiri, 2 gol. Incredibile. Che ladrata, che ladrata. Pazzesco. Sheva. Rebrov, niente. Adesso lo stadio della Dinamo esplode. Sheva. Sheva. E ancora Andrea. È mostruoso, è mostruoso. Chiaramente non ha toccato nessun parametro, nessun giocatore. Sono tutti di default della mod. 3 gol in 2 partite per l'Ucraino. Ancora Kozowski. Sergei Rebrov, Rebrov, se ne va Rebrov, se ne va Rebrov, se ne va Sergei Rebrov, mamma mia. No, che cazzo. Dai che è finita. Funzione a Smitcher dal una buona squadra comunque il Lens. Usin. E vinciamo anche questa 3-2 partitona Fiori, Andiamo a vedere la classifica. Chi ci vede al comando sicuramente. Con l'Arsenal e sì. Raga, siamo ad Highbury. Questa è dura. Questa è molto dura. Arsenal vs Dinamo Kiev. Non è ancora l'Arsenal di TT Henry, ma è un buon Arsenal di Arsène Wenger. Il Dragao, famosissimo. È freddissimo qui ad Highbury, vai. Vediamo un po' cosa combiniamo. Comunque patch a dir poco afrodisiaca. Bravo Usin per Sheva. Shevchenko, vede Rebrov. Sergei Rebrov para Siman. Dixon, Parlour, Patrick Vieira, Overmars, bravo Luzzi, recupera Grimandi, ancora un ottimo centrocampo, Rebrov, Kardash, Mikhailichenko recupera Grimandi. Nicoletto nel Overmars. Patrizio Overmars. Bergkamp. Cosa ha fatto Bergkamp? Overmars. Ancora Vieira, l'Arsenal c'è adesso. Bergkamp, bravissimi, non è fallo mai. Ancora Vieira a superarsi adesso, bravo. Recupera Kardash per Sheva. Recupera però Dixon. Seaman. Parlo. Anelka. Bravi Fiori. Sheva. No, fallo su Andrea. Gol. Mikhailichenko per Kardash. Muovite. Peccato.
C'è un po' di tensione nell'aria. Needs to get it forward quickly. Quickly, mi sento molto quickly. That's a throw. Attenzione. Ah, è roba nostra però. Ah, brutto fallo, attenzione. Parlo. Ancora recupero di Calazze. No, Bergkamp recupera qua Shavkovsky, bravo. Grande coro per Patrizio Vieira. Mikhailichenko per Rebro, male però. Partita molto collusa. Keeper sends it forward. Forward it goes. And it's Vieira. Whistles from that. Afrodisiaco, tutto afrodisiaco, signori. Grande Shavkovsky. And he's there to make a great save. Oh, that's a sparkling No, save. brutto errore qua. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Overmars, occhio al rigore. And the shot! Grandi ragazzi. Mikhailichenko. Needs to get it forward quickly. Nel cane, bravo. Comunque in questi anni dominava ancora il calcio italiano. Ammonito. Parlo. Dixon. Original offense. Dennis. And the finish! Mamma mia, Shavkovsky cosa ha preso? È duro, l'Arsenal preme. Vuole i 3 point. Goalkeeping there to back up his high class wage. Played it short. Parlo. Oh, well Ma che roba nostra, Kozowski la butta su. being played forward. Finisce comunque un buon primo tempo. That'll be the last act of the first half. So Qui ad Ivory. broken through. The one to try. Vai. Interesting game up to now. Still close. So they head in. Mikhailichenko se la allunga. Score here, still 0-0. So we're just settling back into this second half. At least there's always a plus side. North London is Peccato. Dai fioi. Bello. hoists it forward. Andri si invola, invece no. Better of his opposite number. Bergkamp. Overmars. Buono. Attenzione. Kozowski è proprio un tiro impossibile. Beh dai, ho visto di peggio. Anche molto di meglio, ma anche di peggio. Just needed better contact. Okay, it's come to nothing. Vieira. Oh. Dixon. Patrizia. Into the second half, and it's Bergkamp, Dennis. that's the delivery. Gol dell'Arsenal. Mamma mia. Cosa si è mangiato Nicolino. Wanted to make the keeper look good. Fedorov. Goes direct to the front line. Sheva. Ball needed to be better there. È It's a durissima wasted oggi, chance. Overmars. Bergkamp. Bravo Jusin, che giocatore. E lo sappiamo. Rebrov. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay No, forward for now? Keane. I think he just Keon. is concentrating on the shape here, and he wants them to L'Arsenal è press forte, as hard as in they casa, can. poi a They're in the Londra. right position to do that collectively.
Bergkamp. Bravi. Kardash bellissimo per Rebrov. Sbaglia Adams. Big chance. Non ci credo. Mamma mia, l'ho vista dentro. Look, I'm sure he'll deny it Peccato. later, but the key Credo che debba aggiustare un po' la vita. Dixon. Bravo, ancora Using, ragazzi. Devastante. Well positioned to make that interception. And it's played forward. Vieira. Bravissimi. Molto bene. Hoists it forward. Rebrov. Dai il contropiedone. Bravo, dai che è nostra. Vai Rebrov. Peccato. Intervention was very necessary. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some end. 77esimo Fioi. Loses his balance. No, boh. Loses the ball. It's a foul. Free kick's been given. No. Mamma mia, nel K. Sfiora ancora il gol Nick. How close was that to going in? It only required the smallest of tweaks. 0-0 sulle fondamentale. Un punticino ad Highbury. Seaman al rinvio. Concentration levels are very good, and so is the commitment. Very quickly, very This game quickly. Could yet yield a winner. Nel K, Accio. Vierà. Mamma mia che gol. Punisce Patrizio all'83esimo. Of true class. Well, if ever there was a perfect time to score, I think we just witnessed it. Gol strepitoso, un po' di controbalzo. Boom. Score against him, little matter. I think that defense Peccato che era un po' un passo dal pareggio. where they wanted, yet somehow he's worked the scoring Attenzione position, Kardash. but it didn't seem on. It's really crafty business there. Siamo tutti un po' very quickly. So we have Bravo, ancora Using. I think the danger for them now is fatigue. I think when the body tires, the Rebro. legs soon follow. So concentration is key from here. Overmars. Adams. Yeah. Nel K. Overmars. Just took too long getting forward. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive. We know that. And that would never really Le dura. Vabbè, 6 punti, 3 partite, beh, con sconfitta ad Highbury ci sta tranquillamente. Anelka. No, il 2-0 però. Gol è dormita qua. Secondo gol dell'Arsenal. Ah, peccato, spero in un pareggio tra Lens e Panathinaikos. Così te la godi. Vediamo. 0-0, perfetto. Adesso andiamo a vedere la Serie A. Vediamo Milan-Juve velocemente per vedere le sue impressioni. Bertone. Guarda che roba, guarda che bello. Una collina, belle con le casacche dell'epoca. Tanta roba, signori, tanta roba. The pitch looks terrific. The players are ready to get started, and we cannot wait for the contest that lies ahead. Fossa dei Leoni. Infatti curva sud così, però
and indeed to one of the grandest fixtures. Vai raga, vediamo qualche minuto di Milan-Juve. Madonna, è pazzesco. Come ha fatto San Siro è pazzesco. È proprio atmosfera a 98-99. It's incredible. I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favor of lots of flair, skill, and plenty of tricks and a few goals. Del Piero. Grande Lehmann, è andato via molto dopo 5 partite praticamente. Oliver. Abiti Leonardo. Bravo Leo. Giorgione per Leo, Giorgione per Leo. Oliver. Harmlessly behind. Bellissimo, bellissimo. Questa ragazzi è la patch di PES 99. La trovate sul sito Patreon. Non sto sponsorizzando niente ovviamente, nessuno mi ha pagato. Pago io. E io pago. Zidane, Di Livio, Conte. Fatto benissimo, mamma mia, San Siro fa paura. Oliver, bellissimo, molto erotico Birov. Guarda Birov ragazzi, scatenato per Zvonimir Zorro Boban. E niente raga, questa è la patch, stupenda. Raga, alla prossima. Ciao!